È l'evento che più di ogni altro riesce ad esprimere il significato più profondo della sagra del mandorlo in fiore in termini di unione e fratellanza dei popoli attraverso le tradizioni più antiche legate al folklore. Parliamo dell'European Dance Caravan, la carovana della danza europea che per il terzo anno consecutivo è approdata ad Agrigento, riscuotendo grande apprezzamento da parte del pubblico. Balli, canti, danze, musiche diverse secondo il costume e le tradizioni folcloristiche di ciascun popolo, ma unite da un'unica melodia universale che unisce tutti gli artisti, impegnati nelle proprie tradizioni folcloristiche, oltre a portare in scena il programma comune del gruppo internazionale. Un'esibizione allora unica di ballo che armonizza le tradizioni folcloriche di più popoli, portando il messaggio dell'unione senza conformità. Nato come iniziativa della Comunità Europea nel quadro dei programmi di Culture 2000, il progetto inizialmente è stato lanciato come Duna Art Ensemble, il gruppo del Ministero degli Interni ungherese sotto la direzione artistica di János Mucci e con le coreografie della moglie Andrea Vince. Questo è un lavoro di tutto un gruppo, di tutti i paesi. Vorrei dire che grazie a Nino Lauretta e a tutti i responsabili qui che hanno organizzato questo progetto per la terza volta qui in Agrigento. Siamo per la terza volta. È il terzo anno che torna ad Agrigento. Cosa le piace di questa città? Questa città è molto bella, noi piace molto, grazie per Agrigento, 3 europea caravana del danza. A poco il progetto è cresciuto e si è arricchito grazie alla partecipazione sempre di più gruppi provenienti da diverse nazioni europee, tra cui l'Italia. Partner italiano è il gruppo folk Acragas di Agrigento, diretto da Tano Agozzino con Nino Lauretta, referente italiano del progetto. Questo è un progetto che è stato approvato dalla Comunità Europea perché sposava perfettamente quelle che erano le ragioni di unione all'interno di una comunità, appunto quella Comunità Europea. In questo caso si mescolano un modo diverso di vedere la vita, la danza, il costume, il folklore, è un modo per incontrarsi e per veramente darsi la mano e non soltanto, come dicono i politici in certe occasioni, ma realmente per stare insieme e condividere delle ragioni insieme.
Un'iniziativa di notevole valenza culturale che, oltre a svolgere un'opera di riscoperta, tutela e salvaguardia delle tradizioni del popolo siciliano e dei popoli dei paesi europei, costituisce un esempio unico al mondo in questo campo e alla quale il direttore artistico della 62esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore, Francesco Bellomo, non ha voluto rinunciare neppure in questo secondo anno che lo vede impegnato appunto come direttore artistico. Siamo andati con le nostre telecamere dietro le quinte del Teatro Pirandello sabato sera, proprio pochi minuti prima che si alzasse il sipario, dando così inizio alle esibizioni dell'European Dance Caravan, già apprezzato venerdì sera sempre al Pirandello dal pubblico in sala. Abbiamo così potuto apprezzare tutti i momenti della preparazione dei vari artisti provenienti da ben 8 nazioni: Grecia, Cipro, Italia, Spagna, Ungheria, Finlandia, Romania e Polonia. Un po' per l'emozione del momento, ma anche la difficoltà nel parlare correttamente l'italiano non ha invogliato ballerini e cantanti a dire qualcosa ai nostri microfoni. Abbiamo comunque potuto apprezzare la bellezza dei costumi dei greci, eleganti e impreziositi da lustrini e nastri, i variopinti costumi delle bellissime spagnole. Abbiamo ammirato gli strumenti musicali dei musicisti e visto in anteprima alcuni dei passi che di lì a poco avrebbero eseguito i ballerini. Meno emozionati i rappresentanti del gruppo folk Acregas, veterani della Sagra del Mandorlo in Fiore e rincuorati sicuramente dal fatto di esibirsi nella propria città. È un'emozione bellissima, lo scambio culturale, l'unione fra i popoli, è un messaggio di pace che viene lanciato proprio a livello musicale. Scambiare le armonie, le melodie è qualcosa di meraviglioso. Io mi auguro che questa possa essere veramente l'inizio di una lunga serie di eventi
è ancora più in grande, perché la comunità europea si estende sempre di più, si estendono gli orizzonti, e per quanto riguarda proprio la melodia e l'armonia, bene, speriamo a una Euromusic, a una nuova moneta nel senso della musica, per cui mi auguro che questi scambi culturali possano svilupparsi e come dire, avere un grande successo in tutto il mondo. Tra poco questo sipario si alzerà, sarete pronti per esibirvi, quali le emozioni di questi ultimi minuti? Ma questi ultimi minuti sono emozioni bellissime, perché tu vedi che dietro le quinte c'è chi ripassa il brano perché non lo sa, non lo conosce, perché i passi ungheresi sono molto complicati, però grazie alla bravura dei coreografi e anche al lavoro a casa, diciamo, perché fra di noi ci scambiamo i DVD con le immagini. Allora è un metodo di lavoro che la tecnologia appunto ci permette, ed è bellissimo, perché tu vedi, ma tu ti ricordi come era fatto? Questo passo? No, batte 3 volte, non batte 4 volte, la si fa fuori tempo. Col mandolino deve andarsi a sposare col violino, il flauto insieme al violino ungherese con le scale, e guarda, è un complesso di cose che, io dico una cosa, chi non viene se lo perde, ed è un peccato, è bellissimo, è una cosa più belle fra le quali abbiamo mai visto Agrigento, veramente una delle cose più belle che abbiamo fatto sia successa a Agrigento, e continua, perché il Caravan gira in 8 paesi d'Europa ed è bellissimo, veramente. Com'è confrontarsi con artisti provenienti da nazioni diverse? Ma noi con molta umiltà, perché noi siamo dilettanti in fin dei conti, loro sono il Dune Art Ensemble è un gruppo di Stato, però nondimeno c'è una umiltà da parte loro e si mettono lì con noi, anche non conoscendo la lingua, perché se parli l'inglese sei già facilitato, ma tu parli con zin 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 zin, la musica è un linguaggio universale, quindi il mandolino ti fa zin zin zin, il violino riporta drin drin drin, ed è un linguaggio universale che ti permette di dialogare e fare musica insieme. È un linguaggio di pace, è un bel messaggio. La regia del Festival del Folklore è stata affidata a Pippo Calandrino, volto storico della sagra del Mandorlo in Fiore. La sagra sicuramente è una grossa macchina, una macchina complessa, però come ogni buona macchina, se ogni pezzo sta al suo posto, al posto giusto, tutto funziona bene.
E mentre continuano ad andare avanti gli altri appuntamenti in programma per l'edizione 2007 della Sagra del Mandorlo in Fiore, l'European Dance Caravan ha offerto un ottimo antipasto agli agrigentini e non solo, entusiasmando la platea del Pirandello in un tripudio di luci, colori e atmosfere molto suggestive, che anche quest'anno ne hanno decretato un indiscusso successo.